Un 28enne veneziano, residente in località Villaggio Laguna, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini erano partite da un sospetto via vai di giovani a ridosso di un'abitazione, della quale tra l'altro i cani antidroga segnalavano insistentemente il garage dentro al quale sono stati trovati 100 grammi di hashish. Nella camera da letto del giovane i carabinieri hanno trovato inoltre più di 30 grammi di marijuana e un altro panetto di hashish identico a quello rinvenuto in garage. Ma soprattutto in un appartamento vicino, dove il giovane ha la residenza anagrafica, sono state scoperte 2 serre complete, perfettamente efficienti, con i contenitori posizionati per la crescita delle piantine di marijuana, con ventilatori interni ed esterni, temporizzatori per l'energia elettrica, termometri digitali, taniche per l'idratazione dei vasi, fertilizzanti ed acceleranti della crescita. Un armadio completamente foderato con fogli di carta rifrangente era utilizzato invece per l'essiccazione delle piante. Nelle serre e nei mobili adibiti per la lavorazione delle piante sono stati ritrovati oltre 400 grammi di marijuana. Il valore della serra e del materiale per la produzione dello stupefacente è pari a circa 5.000 euro.